Nonostante il maltempo della giornata di ieri, si sono svolte in città le giornate FAI per le scuole che si protrarranno fino a domani 24 novembre. 3 giorni di visite scolastiche esclusive condotti dagli apprendisti ciceroni, giovani appositamente preparati da volontari del FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro paese. Ad Agrigento i beni aperti sono state le scuole Giardino Botanico, Palazzo dell'Ex Provincia, il Teatro Luigi Pirandello, il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo. Le scuole che vi hanno partecipato sono state quelle del Liceo Classico Empedocle, del Liceo Scientifico Leonardo, del Liceo Scientifico Politi, dell'Istituto Tecnico Itet Ciacia, dell'Istituto Gallo, del Fermi, dell'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Gangarrossa. Giornate FAI, oggi qui al Teatro Pirandello, l'Istituto Leonardo presente, sostanzialmente cosa avete fatto? Abbiamo presentato alle diverse scuole mancaturisti che sono venuti oggi al Teatro Pirandello la struttura del teatro sia esterna che interna, l'architettura del teatro. Allora, sentiamo dei ragazzi dell'Istituto Leonardo di Agrigento, sostanzialmente oggi in queste giornate FAI cosa avete fatto? Prima tu? Oggi appunto abbiamo presentato e spiegato appunto la storia e la struttura del Teatro Pirandello appunto a dei ragazzi provenienti da differenti scuole. Siamo arrivati e successivamente ad aver preso alcune informazioni, ci siamo messi a presentare quello che abbiamo appreso e comunque le varie informazioni riguardo la storia del teatro alle varie scuole e comunque ai turisti. Quindi c'è stato un interesse da parte dei vostri colleghi studenti? Sì, sì. Sì. Ecco, in particolare cose che vi hanno chiesto, la domanda che vi hanno fatto maggiormente qui sul Teatro Pirandello, cosa vi hanno chiesto in particolare? Non lo so, quando è nato, qualcosa? Sì, abbiamo parlato appunto della nascita del teatro, poi abbiamo illustrato la parte appunto fuori, poi l'altro e poi appunto tutto il teatro.